molto bella. Perfetto, abbiamo fatto anche le ragazze. Procediamo a invitare al contempo i ragazzi per la connessione dei 1000 e i cadetti, naturalmente, che sono in premiazione. Quindi forza cadetti, forza ragazzi, vediamo di snellire le operazioni di premiazione se ci raggiungete in zona podio. Cadetti. Ormai ho chiamato cadetti e ragazzi, andiamo con queste prove e allora ho chiamato in questo momento ragazzi e cadetti per 1000 metri, poi darò seguito alle altre categorie. Ragazzi e cadetti 1000 metri, quindi vediamo di procedere sono già in gioco, diciamo, i nostri marciatori. Eccoli qua. Guardate con che costanza, con che impegno, con qualche bel sorriso riescono a starci e ci sono anche qualche consiglio radio tecnico per naturalmente dare un continuo suggerimento a fare in modo che la marcia, che è una consuetudine per sicuramente per i nostri atleti di 4 ore, buon rientro a Silvia che ci ha augurato una buona continuazione, ma naturalmente è impegnata su vari fronti e quindi grazie vedo che sono ancora in marcia il nostro primo Lorenzetti del Tione, secondo classificato sul nostro corso informazione per l'atleta della Val di Cedra. Lui ha dato di passi la maglia di campione provinciale nonché la medaglia più luminosa, quella dorata, insomma, in sostanza. Perfetto, procediamo con i cadetti per i 1000 metri. No, non siete voi. Intanto guardate che c'è alternarsi qua per quanto concerne la marcia e quindi perfetto, diamo spazio poi anche alla premiazione dei cadetti per i 1000 metri, un rappresentante delle diverse società viene coinvolto. Per l'atletica Valle di Cedra sono tutte e due, perfetto, è volato via mentre ha alzato la bottiglietta. L'atleta del 5 Stelle che per Sara, prego, secondo gradino per questa atleta che indossa i colori sociali malgrado caldo alla divisa sociale. Fatele un applauso perché si è messa la giacca della tutta e indossa come da regolamento centro sportivo italiano i colori sociali della rispettiva società, quindi un applauso se lo merita non solo per il risultato, anche per questo, perché è buona norma che tutti i serati indossano i colori sociali all'interno delle manifestazioni. Prima classificata Veronica Bertolla del Baitona, per lei meritevole di ricevere anche la maglietta di campionessa provinciale per questa specialità dei 1500. Procedo con l'invitare poi anche veterane femminili che si sono distinte nei 1500 metri, quindi oggi sono veramente tante le categorie premiate, quindi un numero campionessa provinciale, ovvero a farla da padrone è Rosanna Barbie Lanzina del Torino. Perfetto, poi nel secondo tempo consiglieremo anche le medaglie. Ok, passo a indicare gli esordienti maschili con lungo, quindi l'atleta del Fiore, Giovanetti Federico, Francesco Roccolato, c'è il passaggio anche per i nostri marciatori che sono imperterriti durante il loro percorso gara, non so ancora quanti diciamo passi tra virgolette dovranno fare, mi fanno cenno 3 perché non sono riuscita a seguire uno e l'altro e stanno impegnati anche lo puoi raggiungere alcune prevenzioni. Perfetto, Giovanetti Federico, ci sono credo almeno un paio mentre il soggetto è interpellato, quindi per la presentazione sono sul gradino abbiamo questa possibilità a comunque Giovanetti di ricevere la medaglia. Vediamo se Gaia ci aiuta a premiare i nostri esordienti maschili, era concentrata naturalmente tranquilla. Allora, poi procediamo spediti. Terzo classificato abbiamo Alessandro La Rosa del 5 Stelle, complimenti. Poi abbiamo Cordele Massimo per lo Sfero, secondo Gradino del Podio, per lui. Intanto i marciatori procedono. Hanno ancora un giro? Ancora un paio, credo. Poi c'è del Cermis, campionissimo, abbiamo Rino Azzani, quindi buone congratulazioni
anche da parte nostra e naturalmente da tutto il, diciamo, il direttivo del Centro Sportivo Italiano che collabora in questa occasione insieme ai numerosi volontari che sono intervenuti a partire dalle diverse società. Un ringraziamento anche che ha preparato il tratto. Meglio te sola lì che con gli altri due. Sì. 5 stelle, Bilbaitona, Sergio chiamato all'appello per la premiazione amatoriale maschile, amatori mister in peso. Quindi rispettivamente Daniele Cempa, 5 stelle, Bilbaitona, Sergio. Bene, vedo che tutti gli atleti indossano con grande piacere le magliette perché super trasparente, quindi si presta veramente a fare un'ulteriore attività fisica. Allora, ho chiamato all'appello per la premiazione amatoriale maschile, amatori mister in peso. Quindi rispettivamente Daniele Cempa, 5 stelle, Bilbaitona, Sergio, ci sei tu, quindi Gaia, devi cambiare tu vicepresidente, stavolta, perché per lui è il secondo gradino del podio, e poi Mario D'Antonio della Robur, il primo classificato. Allora, tu per Mario D'Antonio, allora invitiamo col collega Luca Sandri e per la rocchetta Danilo Carin per la premiazione al lancio del peso. Quindi forza a questi atleti, nel frattempo su amatori maschile, poi siamo in causa anche i veterani maschili per la premiazione dei 1500. Occhio al marciatore mentre attraversate qua la pista perché diamo all'atleta la priorità. Ho chiamato gli amatori B maschile, eccoli qua, per Villanieso, Bellina Francesco, Luca Sandri e per la rocchetta, già fatta, perfetto. Allora andiamo, tieni, per il peso abbiamo il piacere di invitare Franco Battaggio in Baitona, poi per la polisportiva ciclamino Sergio Domenico Mutinelli e per il Cermis Landwiner Edmund. Quindi poi abbiamo anche la possibilità di invitare per i 1500 veterani maschile, quindi pesi Claudio Ferraro, per i convinti Abraham Lucano e per la politica Vito Vasco. Siamo veramente tanti e invito cordialmente a partecipare. Lisa, Lisa.